Buongiorno oppure buonasera. Ebbene sì, questa è la castradina, piatto tipico della cucina veneziana per il giorno della Madonna della Salute, 21 di novembre di ogni anno. Perché mangiamo la castradina? Perché la festa della Madonna della Salute è dedicata al ringraziamento per la fine della pestilenza del 1630. I veneziani hanno due teorie per giustificare il fatto che ancora oggi, nel 2013, e forse anche nei prossimi anni, mangiamo la castradina, che è carne di castrato affumicato e speziato, poi lavorata in vario modo. Noi la mangiamo perché dicono, essendo una carne speziata, aiuta a combattere il morbo. Un'altra teoria, quella più normale, è che siccome durante la peste non c'era niente da mangiare perché i commerci erano bloccati, l'unico modo era mangiare quello che era rimasto, ed era rimasta solo la castradina, che è una carne che si conserva molto a lungo. Ecco, è un piatto fortissimo, maschio, pieno di sapori, pieno di odori, bisogna cuocerlo tantissimo e lavorarlo moltissimo. Arrivederci.